Nuovo appuntamento con Briscia in tavola, ben trovati a tutti qui su Teletutto. Siamo in compagnia di una bella ragazza e anche simpatica. Ti chiami? Isabel. Isabel, età non te la chiediamo. Tu di che ti occupi, Isabel? Che fai? Faccio la studentessa. Studentessa, molto bene. Proseguono bene gli studi? Sì, abbastanza bene. Abbiamo appena iniziato adesso, però già bene. Tu, Isabel, sei bresciana, abiti qui in Gussago. Gussago, molto bene. E si sta bene da quelle parti, no? Molto bene. E hai degli interessi, degli hobby particolari? Mi piace andare a camminare a Gussago, poi abbiamo tanti posti belli da vedere. Ecco perché sei così in forma, perché cammini tanto, Isabel. Io lo consiglio a tutti. Eh sì, effettivamente un po' di moto non fa male, anzi fa proprio bene. Senti Isabele, e con la cucina tu come te la cavi? Sei una buona forchetta, ti piace mangiare? Sì, mi piace mangiare perché la mia mamma cucina bene, anche mio papà, però io non so cucinare bene. No, quindi quando sei a casa sola ti fai il toast e la piadina, o chiami... Buon, cosa al buon? o prendi l'app e fai arrivare i... No, quello no, perché... No, mi dispiace farli arrivare fino a Gussago, i rider. Senti, c'è un piatto particolare o più di uno che preferisci? In generale, ok, mi piace la pasta con i gamberoni e le zucchine, oppure anche lo spezzatino coi funghi. Ecco. Quindi un appello ai ragazzi che un giorno vorranno conquistare, al ragazzo che un giorno vorrà conquistare il cuore di questa bella fanciulla, se c'è già? C'è già. Ah, ecco, vabbè, allora insomma trattala bene, preparale sti piatti, gamberoni, cose, andrà sempre bene. Allora sposo. Allora, facciamo questo gioco sulla ricetta di oggi, di questa puntata. Allora, tra poco racconteremo le tagliatelle al sugo di gallinacci, cioè i teadei coi gallusi della Valtrompia. Tipico, insomma, l'origine è questa. Allora ti dico gli ingredienti e mi dici se ci sono o no. Alici? No. No, brava. Tagliatelle all'uovo? Sì. Tagliatelle, giusto. Gallinacci? Sì. Ovvio. Burro? Sì. Paprika? No. No, brava. Cipolla bianca? Sì. Sì. Concentrato di pomodoro? Sì. Sì, sei pure concentrata per di concentrato. Lime? No. Sì. Strano. Poi vedremo. Non l'ho consigliato. Mi pare, ma no, lime, che c'entra il lime? Ma sì, certo, è un errore, un refuso dei nostri autori, non c'è il lime, ma quale lime? Aglio e prezzemolo? Sì. Sì. Parmigiano grattugiato? Sì. Sì. Zenzero? No. No, brava, mi sa che le ha azzeccate tutte. Oh, grazie mille, tante cose belle a te. Oh, guarda, anche con le mani bene e noi iniziamo, grazie. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paese. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Eccoci, un nuovo appuntamento con Brescia in tavola, eccoci qui, grazie per essere in nostra compagnia. Oggi vi porteremo in Valle Trompia, l'avete sentito poco fa dalla nostra Isabel che abbiamo trovato lì in Piazza del Foro, giovane, poverella, quindi direi che se l'è cavata fin troppo bene, a mio parere, cara Federica, è stata bravissima, tu che dici? Sì. Sono sempre bravissimi, bellissimi oggi. No, va bene Isabel, non mi dà retta, va bene Sono così. sempre bravissimi. Ma sì, per pescati me. così dalla strada, no, anche non lo faccio, un po' la timidezza, la ritrosia, la paura di sbagliare, ma qua che importa? Noi raccontiamo il nostro territorio e le nostre tradizioni culinarie. Allora oggi appunto avete sentito i taidei con i galussi, l'abbiamo detto, della Valtrompia, pare che questo piatto, amici valtrompini, è originario delle vostre parti. Le tagliatelle tra l'altro si possono anche preparare in casa, volendo anche con farina di grano locale, perché insomma chi apprezza di più di meno, uno dice c'ho la mia farina, me le faccio io, bravi. Poi se si vuol dare un tocco più robusto, volendo a questi ingredienti, al procedimento che poi vi racconteremo, si potrà utilizzare anche un po' di passata di pomodoro concentrato, ma con moderazione. Perché non deve, diciamo così, coprire o sovrastare il sapore delicato dei funghi. Una variante interessante, le tagliatelle di castagne, cioè mescolando farina di castagne con farina bianca, vabbè, anche qui insomma si potrebbe un po' azzardare la cosa. Condite con sugo di gallinazzi, pancette e poi vino rosso, però insomma questa è una variante. Ecco. Esatto. Noi vi raccontiamo i taidei con i galussi così come li abbiamo provati noi. Ricetta base, diciamo. La ricetta base, noi siamo basici. Esatto. Poi c'è chi è più basico e chi è un po' meno basico, però insomma stiamo all'altezza medio. Non raccolgo, oggi non raccolgo Importante le non volar troppo in provocazioni. alto, vabbè. Così è.
Allora, passiamo agli ingredienti. Gli ingredienti. Allora, chiaramente avremo le nostre tagliatelle che siano acquistate o fatte da noi. Queste le hai preparate tu, Federica? No. No, ma non l'avrei mai detto, sai. Però sono capace, sono brava a fare la pasta fatta in casa. Ce lo dimostrerai. Anche perché non è troppo difficile. No. Comunque avremo i nostri gallinacci, ovvero i nostri finferli, avremo del burro, della cipolla e del concentrato di pomodoro. Ecco, abbiamo detto, infatti. Esatto, sì, il fatto, puoi aggiungere anche della passata. In questo caso io direi che il concentrato ci sta meglio, esatto, è più deciso. Avremo dell'aglio, del prezzemolo battuti chiaramente, avremo del parmigiano, del sale e delle spezie a piacere. L'applauso era per il parmigiano? No, per me. Per te. Sì. Pensavo fosse il parmigiano, il sale, vabbè. Chi si fa? Allora, dovremo iniziare a pulire i nostri finferli. Che vanno prima cercati, trovati nei boschetti. Allora, se vogliamo partire dalla preistoria, possiamo... Andiamo a cercare i finferli nei dovremmo boschi. pulirli una volta puliti, mondati, fatto tutto, dovremo tagliarli a pezzi. Li metteremo nella nostra padella per far appassire con del burro e della cipolla trittata finemente. Mescoleremo per qualche minuto, cospargeremo con dell'aglio e del prezzemolo e un pochino di spezie a piacere, qui dipende da che spezie possono piacere. Bagneremo il tutto con un bel bicchiere di acqua calda nella quale avremo fatto sciogliere proprio il nostro concentrato di pomodoro. Faremo cuocere il tutto a fuoco molto lento in una padella, in un tegame, e dovremo sempre stare attenti che non si asciughi troppo. Quindi va tutto. coperto? Sì, coperto o meno, comunque dovremo sempre stare molto attenti, anche perché la fiamma sarà molto bassa, proprio per non far asciugare tutto. Circa un'oretta? Sì, all'incirca, sempre ad assaggio. Esattamente. Nel frattempo faremo bollire la nostra acqua, che saleremo, butteremo le nostre tagliatelle. Quando saranno pronte cosa faremo? Le scoleremo. Estraiamo, hanno scolato ovviamente. Al dente, mi raccomando, tagliatelle al dente, le condiremo. Allarmi, al dente. No, ma mi sembra una cosa così, È così. di cui preoccuparsi. È così. Si condiscono con il nostro sughetto di Galissi. Bravissimo, con il nostro sughetto di Galissi condiremo il tutto. E buon appetito. E passeremo all'assaggio. Tu te ne intendi di funghi? Sapresti distinguere i Galissi da... Distinguerli sì. Insomma, da un porcino, dal finferlo, voglio dire, per il colore. Quindi il fatto che Federica abbia fatto così in casa tua non ti mandano funghi. No, non si va, assolutamente. perché rischi di poi tu a tua volta di mandare qualcuno Però mi al creatore. piacciono tantissimo i funghi, amo i funghi, adoro i funghi. Avrei mai detto, sai, che tu avessi un piatto... Facciamo prima dire cosa non ti piace, Federica? Cosa? I peperoni. Peperoni, a me piacciono. Le olive. Davvero? Sì. È una cosa strana, ma si dice che ne mangiassi a volontà da molto molto piccoletta. Io da che ho memoria non ricordo più mangiato. Le olive no, eppure mamma e papà dicono che mangiavo abbondantemente. Io non posso vederle adesso Non più. No. Vabbè, Federica, vedi? Tipo tu sei olivastro. Io mi piacciono anche i peperoni, quello che è un po' dieta mediterranea, però anche il piatto di oggi personalmente lo apprezzerei molto. Sì, quello di oggi sì. Vabbè, molto. stai qui, non andare a cercare funghi, mi raccomando. No. Anche voi state qui su Teletutto e noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento qui con Brescia in tavola. Ciao! Piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos de via, tutto a posto.